campanas, patentes, rocarzos e ríos con sapa su tuyo, son custosos benes primarzos, caia su gopu. La festa del popolo sardo, cioè Sardie, della Sardegna, muove da una legge del nostro Consiglio regionale del 14 settembre del 1993. È stata una proposta di frange consapevoli dell'intellettualità del movimento sindacale sardo, ma già da prima, da un decennio prima. Ed è la festa della regione data dall'inizio dell'esperienza autonomistica, visto che dalle giunte più sensibili, in particolare dalla giunta di Alfredo Corrias del 1955, questa festa fu celebrata con una certa solennità. Ma era appunto la festa della religione, cioè la festa di una prima fase della vita autonomistica, quando si aveva ancora il senso dell'autonomia, con i suoi primi pregi, che allora venivano sottolineati, era anche con molti difetti che in seguito fortemente furono manifestati. Quella che da qualche anno si va organizzando è appunto la festa di un popolo, è la festa del popolo sardo, che nasce dalla società, torna alla società, valorizzando ovviamente al massimo anche le istituzioni presenti, formali e altre, cioè tenendo presenti le scuole, tenendo presenti, in parte è stato fatto l'anno passato, le piazze, qualche piazza almeno, la piazza del Quadro, ad esempio i comuni, le province e la regione, certamente. Una festa che deve ritornare ai sardi nella loro faticosa quotidianità. Una festa che parte dalla istituzione e prepara invece un'altra festa per il popolo sardo, che si pone come nazione. Per noi, professor Del Piano, una visione, e che vuole essere una festa di incontro, così una occasione di gioia, di sentimenti forti, di propositi e anche di ottimismo, di fiducia nell'avvenire, nonostante questi tempi, come voi sapete, sono tempi piuttosto difficili, assenti e un po' caotici. E allora avere almeno un punto di riferimento, un qualche punto di riferimento. E anche un giorno così di pausa, del ritmo quotidiano, prima di tutto, come tutte le feste, e delle logiche di ogni giorno, di quelle logiche nobili soprattutto, di quelle che parlano di inconciliabilità di interessi tra di noi, dei sospetti risentiti, dei conflitti aperti. E questo nel campo del lavoro, nel mondo degli intellettuali, nell'ambito dei politici. Cioè vuole essere un giorno di concordia, un giorno di pace, se possibile un giorno di unione. Una die forte per preparare altre feste in altri giorni, con un assoluto bisogno oggi di unità tra di noi. Non c'è unità tra di noi. E in Sardegna c'è bisogno di unità, che vada oltre gli attuali raggruppamenti e che parta dal tema fondamentale, cioè che è il tema dell'identità, è il tema dell'appartenenza a questa terra. Cioè un'identità intesa
prima di tutto come lingua. Una lingua che si fa parola, e la parola che si fa scrittura, e chiama appunto all'unione dei sardi, ma non soltanto nel sentimento, perché nel sentimento c'è l'unione dei sardi, ma nell'autocoscienza dei sardi, e cioè che è la coscienza di Sardegna, la coscienza di appartenere a una terra madre, tutti essere sardi come cittadini di questa terra madre. Questa identità è connaturata in noi, nel nostro popolo, diciamo dall'origine, è di natura, ma deve crescere nella famiglia, che è la sede della scuola impropria, che è il luogo della cultura orale, e poi nella scuola ufficiale, che dovrebbe essere una scuola non di nozioni, ma una scuola di sapere. Appunto c'è necessità di avere questo sapere, questo sapore delle nostre cose, delle proprie cose, di noi. Ed è un'identità che non è ancora compiuta, questa identità non è ancora compiuta. Questa identità deve essere compiuta, deve essere completata. Come? Attingendo alle specifiche risorse nostre, spirituali, morali, materiali. Allora diciamo che occorre vestirsi delle proprie virtù, anche delle antiche virtù, ovviamente, di quelle antiche virtù che sono vitali, cioè immedesimarsi nelle tradizioni, certamente purgate dalle scorie o inutili o maligne, le devianze, il malessere e tutto l'altro di cui oggi soffriamo, soprattutto in certe zone della Sardegna. È chiaro che l'identità non deve portare a un incantamento romantico del passato, questo no. C'è una sterile contemplazione per ridurre in se stessi e chiudersi nella riserva, pure non rinunziando al valore della resistenza, quella che chiamo la costante resistenziale, però deve essere una costante resistenziale, non passiva, attiva. Però avere anche l'orgoglio della memoria storica, l'orgoglio che noi vediamo da lontano, per collocarci oggi come protagonisti di una nuova storia, aperti alla incombente società della comunicazione. E qui mi richiamo ad una bellissima relazione fatta da Ribicheso al convegno di Mosca, cioè aperti alla comunicazione, perché il terzo millennio sarà, tra le altre cose, anche il millennio della comunicazione. Allora costruire questo nostro avvenire fidando nelle nostre forze, nelle nostre risorse, e però anche non rifiutare, capire anche gli apporti sinceri, esterni, di questa collaborazione e di amicizia. Questi a me pare che siano dei pensieri giusti, che siano dei pensieri efficaci in attesa di questo millennio che viene. Qualcuno pensa che questo millennio sarà importantissimo, si parla di un millennio del dopo Homo sapiens, dell'evoluzione dell'uomo, cioè non ancora finita. E fa parte dell'identità anche lo stretto rapporto col proprio contorno fisico. E verso il nostro contorno fisico noi dobbiamo essere rispettosi. Parlo della natura, parlo dell'ambiente, rispettosi, leali, amici,
per esempio non alterando le civiltà costruttive, le culture nostre che ci sono, endogene, ad esempio con architetture estranee, fittizie, inquinanti, conservare e valorizzare i centri storici, cittadini, rurali, avere la sensazione che una certa cultura urbana che si introduce nel mondo rurale, nei centri rurali, è inadatta ed è sostanzialmente fittizia, falsa. Sono false città. Osservare i valori diversi concettualmente come categorie di questa terra, che è una terra non classica, si dice anche anticlassica, forse lo attenuiamo questo termine, aclassica. In tutti i nostri aspetti questa terra è diversa anche nell'arte. Io colgo da tempo proprio questa arte sacra, ma la vera arte sacra, colgo una linea che ora si avverte, nasce, emerge, e poi ora si inclina, ma poi torna nuovamente a galla, che c'è tante categorie diverse, la linearità, la planarità, come dire, in una serie regolare, dai modelli della bellezza perfetta e così via. Questa è anche una delle componenti della nostra identità. C'è la fedeltà anche ai nostri atteggiamenti, comportamenti, gestualità, che segnano il nostro essere e ci fanno riconoscere come appartenenti a una singolare, antica e anche moderna e non ingloriosa etnia, cioè il senso etnico, avere il senso etnico, il senso corretto, etnico, pacifico, non conflittuale. Allora un'identità che non cela le differenze, perché ci sono differenze di secolo, ci sono differenze di cultura, differenze tra la città e la campagna, che bisognerebbe un po' mire, tra ricchi e poveri, eccetera, tra sofferenze e gioie. E allora tentare per un giorno, qui nel giorno di Sadia almeno, no? Di avere la possibilità anche la bellezza di essere tutti quanti uguali, tutti insieme uguali. Tutto questo può servire a capire quello che ci succede in quest'ora di questa nostra vicenda collettiva, che ha dei momenti belli e però anche dei momenti brutti, terribili, un po' paurosi. Allora scegliersi un po' più sopra dei pur evidenti motivi di scetticismo, avere ottimismo, anche prescindendo dal pessimismo, spesse volte dalla disperazione che in qualche momento ci incombe, e singolarmente e come gruppo. Per andare oltre questi tempi difficili, appunto oltrepassando questo catastrofismo di maniera, laddove arrivano concreti progetti per tornare un po' all'ideale. Allora, dicevo, la festa viene da una legge, che è l'unica legge che abbia avuto il Consiglio regionale, non ha avuto poi nell'applicazione della legge della cultura, ma allora, quando è nata, l'unanimità dei consensi. Praticamente ci sono state soltanto 3 astenute. Io ve la leggo questa legge, che è del 14 settembre 1993, dice l'articolo 1: il 28 aprile è dichiarata giornata del popolo sardo, sadiene e sardegno. Secondo, in occasione della ricorrenza, la regione autonoma della Sardegna organizza manifestazioni e iniziative culturali. 3, a tal fine la Giunta regionale approva annualmente, sentita la competente commissione consiliare, uno specifico programma predisposto dall'assessore della pubblica istruzione anche sulla base delle iniziative indicate dagli enti locali e associazioni settoriali. 4 punto. Questo programma deve mirare a sviluppare la conoscenza della storia, e abbiamo lavorato
ieri e oggi, in questo senso, e dei valori dell'autonomia, in particolare tra le nuove generazioni. Allora entrare nella scuola, nelle nuove generazioni, che saranno loro i protagonisti, non io certamente. Comunque, è giovane affidato a questo avvenire della Sardegna. Nel bilancio figurano 200 milioni. Noi abbiamo parlato con l'assessore attuale, no? E pare che siano aumentati perlomeno a 500 milioni a quanto ci aveva promesso l'assessore, già qualche cosa. Altro punto, qui voglio informare questo nostro coordinamento, che devo dire è sempre un coordinamento spontaneo, non c'è nulla di formale, no, non c'è, è un presidente così, e c'è un segretario che è segretario ma non è segretario, come e questo è molto. Un comitato che non è un comitato, allora, però è importante perché in questo coordinamento ci sono tante associazioni culturali e sono poi queste, no? Sono associazioni culturali, sono della Sardegna meridionale, in parte centrale, però adesso state lavorando anche voi, organizzando lì nella Sardegna settentrionale. Sono soprattutto delle associazioni nel campo storico, istituzionale, nel campo socio-antropologico, nel campo etnico-musicale. Vogliamo proprio incoraggiare la poesia, la musica, il canto, il ballo, che sono anche questi componenti dell'identità, devono essere importantissimi, oltretutto vistosi, no? Oltretutto direttamente godibili, importanti, termine molto importante. Allora, ad iniziare dal 18 gennaio 1995 sono andate gradatamente aggregandosi queste associazioni. L'Archivio di Stato, qui che è rappresentato dalla nostra Marinella, il bollettino bibliografico sardo, il professor Rucco, che avete notato quanti interventi, il professor Rucco, quanta vivacità, quanto ottimismo. Il bollettino bibliografico, il centro studio Giovanni Maria Angioi, l'associazione Cesare Pinius, il circolo Lombardi, il circolo Pertini, il circolo Tuberi, la fondazione Sardegna che ci ospita, perché altrimenti saremmo veramente saremmo in piazza. Allora, l'associazione Ipogeo, c'è anche questo mondo un po' così, no? L'Istituto Gramsci, l'Istituto Sardo di Storia della Resistenza e dell'Autonomia, che presiede Gilles Martelli, che la rappresenta, no? L'associazione Humus, c'è anche la terra, l'Humus, la terra. L'associazione Siscando, credo che sia quella di Meana, no? L'ISDE, l'associazione Isola di Sardegna, l'associazione Mediterranea, importante Mediterranea, stiamo attenti, altrimenti in Europa ci oscura, ci nasconde, ci navissa. L'associazione Oikos, non Aikos, come si diceva ieri. Icchios ormai devono diventare un metodo, quindi. Poi queste sono certe perdonabili, così, da parte di politica, E loro no. Certo. Allora, partecipazione e solidarietà e anche l'associazione Pedro Carino e Macomero. Allora, noi abbiamo fatto, per quanto riguarda Satie del 1995, che l'abbiamo già fatta con tutti i limiti, abbiamo fatto poi 20 riunioni. Su che cosa? Intanto la gestione per le iniziative promosse dal comitato, e poi la presentazione delle proposte delle istituzioni attraverso incontri, lettere, promemorie, quindi il nostro diciamo spontaneo segretario ha lavorato veramente intensamente. La discussione con Cagliari delle iniziative del 1996. Allora, la bozza di discussione prevedeva iniziative di carattere culturale,
di diffusione territoriale, celebrative e di pubblicizzazione delle stesse iniziative. E naturalmente questo pare che sia assolutamente necessario. Noi non rinneghiamo le istituzioni sono necessarie, quindi è necessario un rapporto con le istituzioni, un libero rapporto con le istituzioni, rapporto col Presidente della Giunta, col Presidente del Consiglio, col Presidente della Commissione Cultura, che era presente a nuovo l'incontro con la Regione, che fosse l'assessore alla cultura e così. Che cosa è stato mantenuto? Che cosa si è potuto fare Prosadie quest'anno 1995 passato? Noi avevamo pensato a tante cose, no? Avevamo pensato per esempio a una manifestazione, una grande manifestazione nel teatro civico, non si è potuta fare. Avevamo pensato a una festa popolare collegata alle reti televisive, pubbliche, anche le private regionali, non si è potuto fare. Avevamo pensato a uno svolgimento di un concorso nelle scuole, anche questo non è potuto, date anche i tempi molto stretti. Di propria iniziativa, i due quotidiani sacri, l'Unione e la Nuova, avevano dedicato una pagina intera, poi c'è stato anche qualche contributo, ma ovviamente la stampa non ci ha molto sostenuto in questa iniziativa, diciamo eravamo anche all'inizio. Questo lavoro interno al comitato poi è proseguito, e questo è stato molto importante, e dovremo lavorare ulteriormente in questa direzione, una raccolta di disponibilità di più di 50 intellettuali, chiamiamoli così, anche se oggi noi come intellettuali siamo sfregiati, diciamo che per una categoria in disuso, in estinzione. Qualificazione delle tematiche che dobbiamo trattare riguardavano aspetti dell'identità, quindi avremmo dovuto visitare le scuole medie, superiori. Le richieste sono state numerosissime da parte delle scuole, non le abbiamo potute assolvere, anche perché ci mancava la moneta, diciamo la verità, senza moneta non è che si possono fare tante cose. Però d'altra parte l'assessorato è stato piuttosto anche tardivo nel mandare gli elenchi, e poi questo complesso meccanismo che indubbiamente ha tardato le iniziative. Ora dovremmo un po' vedere questo, ecco perché la relazione è aperta alle proposte, ai suggerimenti di voto per il 1996. Le cose che abbiamo potuto realizzare Prosadie del 1995 sono queste, no? Cioè il 28 aprile a Cagliari si è svolta un'assemblea promossa dal comitato presso il teatro Sant'Eulalia, ci hanno spiegato in questo teatro Sant'Eulalia. C'è stata la partecipazione del presidente Palomba e la partecipazione del presidente Selis. Alla sera l'amministrazione comunale di Quarto ha promosso concerto di Tazzella. Siamo inseriti il presidente Palomba, che era stanchissimo la sera, lo ricordo, parlo, no? Eravamo verso la mezzanotte, no? E mi sono inserito anch'io, e allora siccome c'era di Tazzella, no? E c'era un grande pubblico qua, ho detto ma che cosa, com'è che mi inserisco, avevo 5 minuti a disposizione. E allora ho pensato a questo marchingegno meccanismo, quindi so che a Quarto Sardo lo parlano, no? E allora io ho pensato per 5 minuti, ovviamente questo ha avuto molto successo. Questa è stata la grande manifestazione, ed era una grande manifestazione. Poi, ovviamente, abbiamo attivato una certa presenza nelle scuole, ed è importante questo, perché parecchi di noi, diciamo diversamente, secondo le loro forze, possibilità, i loro impegni. Per esempio il 28 aprile, il 29 aprile si è stati, tipo, adesso non ricordo i nomi esattamente tutti, la scuola Sant'Andrea Frius, a Sellori il 19 maggio, a Pitti il 4 giugno, poi di questa di Pitti parlerò alla fine, perché è una cosa archeologica, alla fine di Pitti, una cosa archeologica, una grande festa del paese, no?
ve ne dirò prima. Poi siamo stati a Cali a diverse scuole, Salesiano, a Morea, a Sciotto, a Sorgono, a Urune, a Mogoro, a Nurri, a Olbia, ad Arborea, Santo Lussurgiu, Sindia, Orosei, Nuoro, Quasina e Doliano. Allora, per il 1996 sono stati presentati 3 progetti, già ne è parlato ieri, no? C'è un progetto dell'Istituto Gramsci, un progetto dell'Istituto Sacro per la storia della resistenza e autonomia e un progetto della Fondazione Sardegna. E i 20. Un unico però. Poi torna tutto, no? Poi tutto viene concordato, perché non c'è nessuna cosa per dall'altra. E poi anche il progetto Oikos, è un progetto del bollettino bibliografico. Se dimentico qualcosa ditemelo, no? Ma queste sono, e così dirigenti, segretario, eccetera, eccetera. Non credo che l'abbia dimenticato. No? Resto, riteniamo che ancora siano valide le proposte di un concorso di temi elaborato nelle scuole. Proponiamo una vacanza nelle scuole per il 28 aprile e naturalmente proponiamo ancora questa visita, no? Questa presenza di tutti noi, tutti voi, per le parti della Sardegna, nelle scuole. Questa è la cosa fondamentale, se non lavoriamo nelle scuole le cose non vanno fatte. E poi una collaborazione, in questo caso noi siamo disposti alla collaborazione, una collaborazione del comitato, alle tante iniziative che possono essere attivate in diversi luoghi, iniziative dei comuni, delle province, delle comunità montane, nella regione. E poi questa collaborazione di solidarietà verso tutti i circoli e le aggregazioni culturali. È stato detto ieri ampiamente, io sono rimasto, direi, suggestionato, commosso, soprattutto dal vedere che, a differenza degli storici del passato, che su questi fatti della risolutà avevano opinioni differenti, su posizioni differenti, oggi gli storici, sia di media età, non vedi come sia i giovani, qui c'è Luciano, no? Siete concordi un po' su, diciamo così, una considerazione positiva, no? Dei fatti della giornata, delle gesta della giornata, non ci sono dissensi, questo è molto importante, molto importante. Allora, ritengo che è centrale per questo centenario dell'attività di Giovanni Maria Angioli che sia soprattutto Sassari, no? Un po', diciamo, se possibile, governare le cose. Questa Angioli che, dopo l'indicazione del 28 aprile, in questo caso parte da che cosa? Parte da una rivolta popolare, c'è una rivolta popolare, Ne fosse cosciente del tutto il popolo sardo, o così, diciamo, non dico di cosciente, non lo era certamente, ma cosciente anche parzialmente, quello è un moto popolare, Adesso si potrà studiare come poteva essere integrato, difendere, eccetera, o avere, diciamo così, delle particolari specificità rispetto ai moti contemporanei che c'erano più largamente nel mondo di allora, ma quello è un moto popolare, ed è una battaglia di popolo, di massa, che non può non venire caratterizzata dalle vicende della Fernosa, cioè l'entrata a Sassari, il rapporto con il movimento antifeudale, quell'inno che mi pare ricorda un po' anche la Marsigliese, qualcosa di questo genere, quell'inno contro i baroni, il governo della città, il conflitto con l'altra parte della classe dirigente di cui ha parlato Tomaselli, l'avvio verso Cagliari, la fermata ed il blocco di Oristano. Allora questa è un'occasione, noi abbiamo riflettuto, è un'occasione per riflettere ancora su questi tentativi, anche purtroppo sugli insuccessi, sulla generosità, sugli opportunismi e disponibilità di questa dirigenza sarda negli ultimi 200 di questa storia moderna. Evidentemente, certamente, allora comincia la storia moderna dell'isola. Però a mio avviso questo sentimento così dell'autonomia nasce, viene da lontano, viene da molto lontano.
e la scena si è spostata. Allora non più come quest'anno la festa nella città capoluogo, Cagliari, dalla fortezza di Cagliari, che anche delle appendici, ci furono moti popolari nelle appendici di Cagliari, dove c'era il popolo, lassù c'era la corte, no? C'erano i nobili, no? C'erano i borghesi, c'erano i plebei e così via. La nobiltà, i miliziani, la chiesa, il popolo, allora si sposta. Quest'anno Biagio e Gioia per la Sardegna, in questa effervescenza si sposta, il protagonismo si sposta, va, non la usiamo più, però andiamo al capo di sopra, E Satie del 1996 inizierà a Sassari, il 26 febbraio. È celebrazione del sassarese ed è celebrazione di tutti noi sardi, fino al 28 ottobre. Ora, quindi non sappiamo ancora, ed è per questo che siamo qui, per decidere quanto ora ci sia di definito le iniziative. Il professore lei già diceva qualcosa, cioè l'Ateneo Sassarese, sarebbe opportuno che fossero collegate per queste iniziative che prendiamo. E quindi aspettiamo anche che voi ci diciate qualche cosa, in modo tale che noi possiamo collaborare. Ugualmente a Oristano, qui c'è l'assessore alla cultura di Oristano, e così in ogni comune della Sardegna, anche il più piccolo comune, in ogni luogo, approfittando di questa occasione che serve per riflettere su noi stessi, per interrogarsi su noi stessi, in questi momenti in cui siamo angosciati da una parte, siamo anche però pieni di speranza dall'altra parte. E allora io termino con un linguaggio festoso, no? Di ottimismo e anche così di incitamento, cioè di quello che era avvenuto a Bitti, la festa di Bitti. Allora, quella di Bitti è stata una festa grande di popolo, nel cuore della Sardegna, no? Proprio nel respiro della natura, all'ombra di un bosco secolare, no? E poi presso uno dei tanti santuari campestri dei nostri più remoti anni. Ci siamo riuniti donne, uomini, vecchi, bambini, gente di ogni secolo, presso il pozzo sacro di Romanzesco, Da questo pozzo dell'antichità ancora oggi queste acque scoprono, erano e devono essere ancora acque sacre, che si versavano, io vi inviterei a vederlo questa struttura magica, interessantissima, che si versano in una cavità nella struttura circolare, così all'anfiteatro, che era a fine del secondo millennio a.C., quelle sono delle acque, anticamente delle acque santificanti, delle acque lustrali, delle acque medicinali, però erano anche delle acque punitive, perché vi si svolgeva il rito dell'ordine, cioè il giudizio di Dio, Allora, anticamente, qui non è una immaginazione, è la verità, sono i fatti. Il popolo, proprio perché è un giudizio di popolo, attraverso naturalmente Dio poi sarà, che ultimamente sarà il giudice, no? Saremo su queste gradinate, c'è l'assistenza e la cerimonia si svolgeva nella cavea, no? Poi ci sarebbe l'orchestra, no? Che è tutta in granito. Qui l'indiziato, no? Cioè il giudicando, veniva invitato al giuramento prima del giudizio, e allora se il giuramento si diceva il vero del giuramento, toccando quest'acqua ordalica, no? Che veniva dal pozzo e poi si riversava in quest'ambiente, che era poi il simbolo del dio dell'acqua, disse la tradizione cerriti clarius, possiamo usare questo un po' di latino, no? Cioè vedevano di più, cioè la vista si aguzzava, e invece lo sperciulo e il reato si riferisce al furto, è il reato del furto, questo è molto indicativo. Oggi era quello che era il reato, era il furto, forse le altre cose erano abbastanza tolleranti, più di noi, perché il furto allora il giudizio era questo. E diventava cieco, probabilmente l'acqua, non lo so,
situazione, questa consiglio, come sempre. Allora, io sono quello è e allora questo ritmo antico è diventato poi quella festa popolare, questo rito antico, un altro rito, dopo 2 millenni, no? Allora, nuovamente la gente si era seduta, no? Sulle gradine dell'anfiteatro, noi abbiamo recitato, no? Abbiamo fatto spettacolo, Salvatore soprattutto, c'era anche Monsignor Maglia ed altri, abbiamo parlato di questi modi, di quei tempi eccetera, ci hanno ascoltato e quindi abbiamo revocato dei fatti del 1894, abbiamo revocati a più voci e poi è arrivata la festa, si è suonato, si è cantato, si è ballato in coro, sempre in quell'orchestra, e poi lì proprio si intrecciavano queste varianti della lingua sarda. Proprio abbiamo intrecciato anche nella educazione queste varianti della lingua sarda, perché quell'intreccio va fatto. Allora in tutti noi c'era questa gioia consapevole del significato della cerimonia, come fosse, io così dico, una sorta di un rinnovato atto di devozione a questa antica Dea Madre, ed era un'invocazione di libertà. Pensate che c'è una tradizione antica, un autore antico, di un oracolo sulla Sardegna. Questa tradizione dice che questo oracolo dava, diciamo così, profetizzava che la libertà della Sardegna fosse stata eterna. Ahimè, la libertà non è stata eterna, non l'abbiamo ancora detto. Allora penso che dico veramente che anche noi dobbiamo affermare questa volontà unanime di riscatto dopo millenni. Si scatta dalla sopraffazione del dominio, ancora oggi un po'. Certe cose che vediamo non è che ci inducono a considerare che la libertà della Sardegna oggi è una libertà piena, compiuta, tutto realizzata, eccetera, eccetera. E allora, dico, la festa di Sadie dovrà essere un'altra e vera ed eterna festa, questa volta, di libertà dei sardi. Ecco, grazie.